Allora, da Bari, dove abbiamo incontrato il cast intero, a Milano, che è il Cinemino, con Marco Bonatè. Come stai, Marco? Beh, molto bene. Hai visto cosa Molto ti ho bene. allestito? È Con bellissimo. Marco avevamo anche provato un'esterna, però ancora presto, però lo faremo. Ci siamo Presto, promessi a fare. prestissimo. Senti Marco, il ritorno di Casanova, tu c'hai una parte piccola ma chiave, che è quella del regista odiato da Servillo, no? Che odia in te, uno, perché sei un regista emergente, due, anche tutto questo entusiasmo, questa cosa. Io volevo partire da lì, innanzitutto com'è stata quella scena, che è una delle scene più belle del film, l'incontro in ascensore, quando si aprono le porte e ti trovi davanti il maestro. Guarda, innanzitutto trovarsi di fronte a lavorare con Servillo è un'enorme emozione. Che tu non conoscevi, Non ho mai incontrato prima, se non per la scena finale che abbiamo girato in testa, però si trattava ok. veramente di un brevissimo scambio. Che è quella di Un'occhiata. Venezia. Esatto. E quell'emozione che si genera, penso ovvia, nell'incontrare Servillo sul set, che è un mito, c'è poco da girarci intorno, è un mito contemporaneo del cinema, è stato il regalo più grande proprio per lavorare sul personaggio, perché l'ammirazione che questo Lorenzo Marino, Sì, questo, esatto. questo regista ha per il grande Leo Bernardi, alias Tony Servillo, è stata il motore scatenante di quello che poi è un parallelismo tra Esatto, vita esatto, perché e poi scena. nel film invece c'è Fabrizio Bentivoglio che interpreta Casanova, che ha un duello che è quasi simile, no? Vabbè, poi lì si arriva alle conseguenze Certo. estreme, però il vostro duello è a Venezia, poi tu vinci il Leone d'Oro, tra Sì, l'altro, vinci il Leone sì. d'Oro, lui... Senti, com'è stato quel set con Gabriele? Tu venivi da Comedians, dove hai già girato con Gabriele Salvatore. Esattamente, Allora, diciamo andiamo che... all'origine, come sei finito nel giro di Ma, Comedians e di Gabriele Salvatore? Gabriele mi ha visto a teatro, mi ha visto all'Elfo, il suo teatro, poi, Esatto, che Gabriele ha di casa. fondato, direi. Tra l'altro c'è De E Capitani nello s- nel film c'è De Esatto. Capitani, c'è anche la voce di Ferdinando Bruni, c'è un riappropriarsi di quel gruppo di lavoro che era stato le sue origini e i suoi compagni Esatto. di viaggio all'inizio. Questa cosa è molto bella e anche molto emozionante, poi vedere come Sì. le cose si ritornano, si riuniscono nel lavoro. Però per Comedians, a proposito, Gabriele mi ha visto in scena, mi ha contattato lui durante il Covid. Non ti dico l'emozione di ricevere una chiamata da Gabriele Salvatore, vabbè, in parte lo sapevo perché avevo fatto i provini per il film tramite Vedovati, però nel momento in cui sono stato confermato è partito questo viaggio di un mese e mezzo, un viaggio molto tutelato, perché poi trovandosi in pieno Covid Sì. siamo stati chiusi a Trieste per un mese e mezzo, giusto appunto, 2 settimane di prove prima di iniziare il Cast film. corale, poi è bellissimo. Cast corale, questo ha anche permesso quelle 2 settimane di prove di entrare nel lavoro senza essere sbattuto sul set, senza trovarmi faccia a faccia con un lavoro nuovo per me, perché poi ero Certo. abituato al palcoscenico e non al set cinematografico, ed è stata una grande scuola innanzitutto. Vabbè, Perché poi con Salvatores e con un po' di colleghi, perché da Natalino Balasso, Ale Franz, sì, certo, Cristian tutti De c'erano, Sica, Cristian De Sica. è stata un'esperienza enorme. E qui invece come sei rientrato? Un'altra telefonata di Gabriele. E qua Gabriele, mi ricordo, dopo aver visto in anteprima Comedians prima che uscisse, mi chiamò il giorno stesso e mi disse: senti, ma c'è una piccola parte, però è un ruolo chiave nel film, saresti comunque felice di prenderne parte? E io sono fatti salti di gioia, perché insomma Certo, perché è una cosa grossa. Senti, ma ti sei ispirato a qualche regista in particolare per... Ma allora, devo dire la verità che ho fatto un po' di ricerche, specialmente per quanto riguarda interviste a registi, esatto, perché poi situazioni di premiere varie, e ovviamente Mainetti ok. è stato un punto di riferimento. Poi a un certo punto però a tutto quello che era stata la ricerca mia personale intorno a quelli che sono i registi, Sidney Sibilia, insomma, tutto quello che è il parterre Sì, certo. italiano attuale. Ho cercato di ripulire da quello che potevano essere le varie imitazioni, se così possiamo dire, per cercare in me quello che erano gli Qualcosa. agganci.
Ecco, io non ho mai avuto esperienze di regia se non in teatro, in 2 piccole produzioni, ma il sentirmi nuovo in qualche modo nel ruolo di artista teatrante, poi in quel caso, però sotto un altro punto di vista, non quello dell'interprete, ma quello del regista, mi ha aiutato a mettermi nella posizione di interpretare un regista cinematografico, che chiaramente è un'altra cosa, ma Certo, anche lì ci sono delle specularità che possono aiutare l'attore a... esatto. Ma che effetto ti ha fatto quando hai visto il ritorno di Casanova adesso? Beh, a me è piaciuto moltissimo, la seconda volta che lo vedo, l'ho visto alla premiere, la prima l'ho visto in un'anteprima quasi un anno fa, perché poi è stata lunga l'attesa dell'uscita, e trovo che sia un film molto onesto e molto sincero, perché c'è il cuore di Gabriele dentro, e non solo di Gabriele, perché poi Tony, trovandosi all'apice della sua carriera, Certo, ci in sono un'età tanti... avanzata, anche lui si legge chiaramente che nel personaggio che interpreta riflette su se stesso. È vero, è vero. Poi è una riflessione del cinema sul cinema. Senti Marco, chi sono i tuoi attori invece di riferimento? Ah, guarda, in primis Gianmaria Volonté è stato il mio modello di riferimento sì, per tutta la mia formazione, tutto il periodo di crescita e di... Ma quale? Il Volontè, quello politico negli anni 70 o anche prima? In particolar modo il Volonté di Indagine, di Todo Modo, Classe Operaia, ovviamente. Sì, tutto il periodo più politico, credo, direi quello. Quindi Cioè, anche non lei- quello di lei- Sergio Leone, ecco. Vabbè, certo, che, sì, sì. No, te lo chiedo perché l'altro giorno mi è capitato di vedere A cavallo della tigre con Nino Manfredi dove c'è un Gianmaria Volontè. Beh, ma sì, ma che se al poi vogliamo 60 vedere vabbè, dall'Armata Uomini Brancaleone contro, a sì, Sacco ce e ne sono Vanzetti, tantissimi. ha fatto Ma solo un per percorso lavorativo. la grandezza dell'interprete o anche per l'etica fortissima che ha sempre mantenuto? Ma di sicuro per l'etica è ammirabilissimo il percorso di quell'uomo, Poi gli ma è costata anche probabilmente. sì, di sicuro. In termini di carriera probabilmente Sì. sì. Però, come dire, è entrato nell'Olimpo proprio grazie anche a quello, anche la sua Sì, sì, è capacità di vero. scegliere, la sua capacità di focalizzarsi su pochi progetti, ma di altissima levatura Eh artistica. sì, poi il sodalizio con Petri. Senti, ma invece che spettatore sei tu? Sei esigente o sei anche distratto per... Non così esigente, penso. Io Come sono un grande sembrerebbe. amatore. Sono un grande amatore cioè vai di pancia? dell'arte in generale, non solo del cinema, non solo del teatro, ma anche dell'arte figurativa, scultorea. Ho una formazione di base che è pittorica e figurativa, e quello mi ha aperto a tantissime forme. Non sono un artista che quando si siede in sala al cinema o in teatro ha un desiderio specifico di cosa vedere, ma mi lascio stupire. Mi lascio stupire e sono aperto alle più svariate forme Ma usi anche la rappresentative. musica tu per ispirarti? Meno, è forse la cosa che è meno motore in me di ispirazione, sì. Non per L'altro- questo non sia insomma... Certo, ascoltatore, tra l'altro un però- giorno qualcuno ti chiamerà per il biopic su Nick Cave che io sostengo, lo scriverò Guarda, io a sto punto, ce lo auguriamo, perché è d'altra fantastico. parte... Ma te lo dice nessuno o te lo dico solo? tantissimi. Perché c'hai veramente una fisicità del Nick Cave, poi quello di fine anni 80, no? Sì. primi 90. Senti, tu parti dal teatro però, Marco, hai fatto Sì. tutto un percorso e poi sei arrivato al cinema dopo. Se dovessi scegliere, rimani ancora... Guarda, Cioè domani viene uno e ti dice no, Bonadei, o cinema o teatro, la smetta di fare tutte e due. è ovvio che la risposta più banale sarebbe no, però tutte e due, Non si può conciliano, scegliere. non si può scegliere. Il teatro mi ha costruito e mi ha dato una casa interiore, intendo, una casa dell'anima, un luogo dove... Anche la solidità professionale. Sì, di sicuro anche quello, e ha fatto di me l'attore che sono oggi. Il cinema è sempre stato un sogno,
un sogno che da quando sono bambino coltivo. Per molti anni mi sono fermato nel tentare perché credo molto nel seguire quello che accade. E mi è accaduto di entrare a far parte della community elfo del Teatro Ma poi è arrivata la chiamata di Fococini. Manetti pure. Sì, dopodiché grazie a Gabriele, e devo dire che anche quello è tutto collegato perché tramite l'Elfo, tramite Certo. Salvatores, mi si è aperta una porticina, che non chiamerei neanche tanto porticina perché comunque stiamo parlando di Gabriele Salvatores. E il mio cuore dice varca quella porta e vai tenta nel il cinema. tutto per tutto. Sì. Ecco, i Manetti invece come... Il Manetti è stato divertentissimo, loro sono due fratelli in tutto e per tutto, nelle loro dinamiche, nel modo di costruire i loro film. E il set è divertente. È il set divertentissimo, un set familiare, un set fatto di quell'energia, di quell'energia ludica, di quel Sì, modo sì, di esatto. giocare. Di quel bel blockbuster all'italiano. Sì. Senti Marco, siamo qui al cinemino tra i posti di Ioanni, Accattone. Qual è il tuo film preferito? Il tuo film dell'Isola Deserta? Prima abbiamo detto Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, che è qui nel cuore. Attualissimo, modernissimo. tra Beh, l'altro. sì, e quello lo Cattivissimo. metterei in testa a tanto, perché poi c'è da Kubrick, Full Metal Jacket è stato uno di quei film che mi ha segnato. Grande Matthew Modine, dicono assolutamente. Vincent D'Onofrio, ma Matthew Modine. Randy Kurosawa è un, Randy un capo- Kurosawa, è un dici, caposaldo citato me. per me. Ma poi tutta la commedia all'italiana di Norisi, Monicelli, Scola, Pasolini, Fellini, insomma, è il tantissimo. grande cinema, il grande cinema, sì. Ma il film da Isola Deserta non ce l'hai però? O forse Indagine? proprio? Forse indagine, sì, se un film mi dovessi portare con me, quello è. Ma oggi secondo te si potrebbe fare un film come Indagine? Perché spesso si dice che i film degli anni 70 no, erano talmente anche disturbanti, no? Pensi anche a Qualcuno vola sul nido di cuculo che vinse l'Oscar come miglior film del 75. Milos Forman. Altro grandissimo. Grandissimo Ma tutti quei regista. film di Petri, tutto il cinema degli anni 70. Non solo Ma politico, io penso anche proprio- che quando si riesce a fare un film così non c'è tempo che tenga, nel senso che è di quelle opere d'arte che aprono a una riflessione che rimangono senza sull'essere tempo. umano, sì, senza tempo, comunque su un arco di tempo non ben definibile. Certo, Ecco. certo. Senti Marco, ma adesso c'hai qualcosa nel cassetto? Adesso siamo liberi per un bel po' di tempo, abbiamo appena terminato in teatro con un'ultima produzione, Sì, Apple tra- Banana, recente. da poco, e niente, in questo momento sono alle prese con me stesso. Allora, facciamo l'ultimo gioco prima di lasciarti. Questa sera ti stai addormentando, ti suona il telefono, Ah. rispondi e è un regista che ti chiede di lavorare al suo prossimo film. Chi vorresti che fosse? Virzì, Paolo Virzì, Paolo Virzì. che tra l'altro sta lavorando al remake di Ferri d'Agosto pure. Paolo, mi raccomando, dai, il numero te lo do io, il numero di Marco Bonadei. Ciao Paolo, Marco Bonadei all'Hot Corner, grazie Marco. grazie a te. Grazie mille.